farò un viaggio molto lungo, ma senza lasciare. Guardando le dita muoversi compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi, gli ultimi ritocchi alla capsula di vetro dentro la sua macchina del tempo, nuova scienza degli studi storici, l'avvio delle turbine alzò una nube di fogli sparsi e libri, generò un tunnel di vortici e figi di antichi miti. Lui, deriso dalle accademie, dal loro via vai di dottorastri, rivelleva le teorie sul tempo di Einstein e altri. Dopo le teorie su cronosfere, stringhe e quanti, dimensioni parallele, buchi neri, ingerenze di altri campi. La sua teoria andava oltre ogni corpo, ogni uomo, quelle che per altri erano congetture, teorie pattume o solo calcoli. Il contatore di ore, le 9 del 4 gennaio, primo viaggio sul vettore in quarzo, rame e acciaio. Scomparve in un attimo, poi fermo col cuore in mano. Quello che vide sfidò ogni limite, plausibile all'intelletto umano. È giudicato come ciarlatano, visionario, mago, umiliato dei più dequalificato dallo stato di scienziato. Lo aveva urlato chiaro davanti ai doti senza paura, avrebbe portato i loro occhi e prove forti di una civiltà futura. E ora insonni avevano portato consigli nella notte buia, aveva riempito clicchi, sviluppato una nuova curvatura, un nuovo modo per guardare al tempo, somma diretta, saetta sull'onda, colonna non più retta. Come procedura aziono l'elica, la mente affetta dall'idea perfetta, pronta a spostarsi sull'onda elettromagnetica. Aveva saldato ogni componente con perizia ascetica, individuato il propellente in un reagente di acqua fredda. Viaggiava col tempo nel pugno, sfidava l'oblio verso il 31esimo secolo senza permesso di Dio. Un rumore acuto riempì gli spazi in fila dopo l'avvio, in 3 istanti sparì dall'anno 2000 con un balinio. Prese il volo e vide il vuoto e l'uomo solo e sfida Cronos. E quale modo? E quale nodo? Coupé, sa ancora, coupé, sa ancora. E prese il volo e vide il vuoto e l'uomo solo e sfida Cronos. E quale modo? E quale nodo? Sto parlando di un vero viaggio. Quando l'orizzonte si fece nitido aprì gli occhi incredulo, la pressione dell'acqua degli abissi premeva sopra dentro tremulo. Ora se tutto il processo aveva avuto un seguito era passato un secolo, ma quello che vide fu un mondo sommerso in uno scenario epico. Resti di strade, case, chiese, ruderi in grattacieli, sommersi dalle acque attraversate da branchi di pesci, montagne o colline trasformate in dorsali sottomarine, cimiteri di ossa umane incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei, solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra granchi giganti. Nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici, solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei serti cetacei. Solo allora puntando i fari capì che avvenne tra terra e mari. I secondi si erano ingoiati primi come nell'Olocene, dopo lo scioglimento dei vari ghiacci polari. Gli uomini sopravvissuti si erano adattati a vivere dentro alle balene. Avevano squame, scaglie sparse sulla superficie del corpo, alcuni avevano arti come chele, altri tentacoli simili al polpo, denti come rasoi, irti da culi, carapaci impenetrabili. Alcuni mutavano colori, altri emettevano lampi ed archi voltaici. Sottomessi mansueti cetacei muovevano guerri vicini, nuotavano in ranghi stretti, branchi immensi negli abissi infiniti. Uno di questi, d'un punto lo vide, scoccò un dardo in corallo che viaggiò rapido, conficcandosi nello squarzo dello scafo incrinando. L'acqua inondò l'abitacolo, il braccio spinse la leva inclinandola al massimo. In un lampo si ritrovò sano e salvo nel laboratorio sotterraneo. Si presentò al cospetto degli scettici completamente fradicio, mostrando a riprova del viaggio lo strano strali materiale organico. Osservarono increduli il manufatto, il volto sconvolto dello scienziato pazzo, il corpo magico, lo sguardo torbido come in seguito a un attacco di panico. Esausto chi chiese come fosse il futuro, rispose solenne: il futuro non è per niente diverso dal nostro presente. E prese il volo e vide il vuoto e l'uomo solo e sfida Cronos. E quale modo? E quale nodo? Coupé, sa ancora, coupé, sa ancora. E prese il volo e vide il vuoto e l'uomo solo e sfida Cronos. E quale modo? E quale nodo? Sto parlando di un